Buongiorno, benvenuti in questo quiz. Oggi risponderemo a delle domande sul fiume Piavon. Ecco i nostri concorrenti. Qual è la lunghezza del fiume Piavon? 55 km, 45 km, 65 o 34? Sono indeciso. 45, 65, 55, 55, confermo. Bravissima, hai guadagnato 5 punti, la tua risposta è esatta. Sì! Dove si trova la sorgente del Piavon? Oderzo, Venezia, Ceggia, San Denò di Piave? Ceggia, Oderzo, Venezia. Ceggia, confermo. No, la risposta è sbagliata. La risposta esatta era Oderzo. Mi dispiace, ma sei stato eliminato. No, ho sbagliato. Vabbè, saluto tutti quelli che mi conoscono. Ciao! Abbiamo un nuovo concorrente. Quali sono gli affluenti del Piavon? Lia, Grassaga e Caserata. Caserata e Canalat. Lia, Grassaga, Caserata e Canalat. Grassaga e Caserata. La mia risposta è la numero 1, confermo. Giusto. Quindi hai preso 5 punti. Sì, 5 punti. Com'era il Piavone in epoca romana? Asciutto, navigabile, paludoso o inquinato? È asciutto, confermo. Mi dispiace, ma la tua risposta è sbagliata. In epoca romana il fiume Piavon era un fiume navigabile. Mi dispiace, hai perso. Come faccio a sbagliare? Vediamo chi sarà il campione di questa puntata. Cosa è stato rivenuto nel ramo morto del Piavon, che si chiama Canalat? Una pittura rupestre, una palafitta preistorica, un ponte romano lungo 26 metri e largo 6 metri, vasellame del 500. Secondo me la risposta esatta è un ponte romano. Sì, era un ponte molto grande perché il fiume Piavon era navigabile. Abbiamo un nuovo campione. Ciao! Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Buongiorno, eccoci in una nuova puntata del nostro quiz sul canale Piavon. Vediamo chi vincerà oggi. Abbiamo il nostro campione in carica. Qual è il consorzio di bonifica che opera sul Piavon? Consorzio di bonifica Brenta, consorzio di bonifica Piave, consorzio di bonifica Veneto Orientale o consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta? Dai, questa la so. Consorzio di bonifica Veneto Orientale. Sì, è il consorzio di bonifica Veneto Orientale che tiene in ordine tutti i nostri canali. Hai guadagnato 5 punti. Il Piavon che attraversa Ceggia è serpeggiante, rettificato, interrotto o chiuso? La risposta è chiuso. Confermo. No, sbagliato! Sei stato eliminato, è rettificato, è l'uomo che ha fatto dritto il canale Piavon. No, ho perso tutto. Mi dispiace, il nostro campione è stato eliminato. Avanti il prossimo concorrente. Le chiese lungo il percorso del Piavon sono rivolte verso il canale, nord, il tramonto o il mare? Secondo me la risposta giusta è la chiesa era rivolta verso il mare. No, è sbagliato. La risposta giusta era il canale. Ah, ci picchia. Potevo essere più attenta. Mi dispiace, sei stata eliminata. Avanti il prossimo concorrente. Nel 600 d.C. gli abitanti fuggirono dai Longobardi lungo il fiume Piavon. Quale città fondarono? Rovigo, Padova, Verona o Venezia? Il fiume Piavon, visto che sfocia verso Venezia perché è l'unica città sul mare, conferma Venezia. La risposta esatta, hai guadagnato 5 punti. E vai! Il 13 ottobre 2014 la piana del Piavone ha messo in pericolo Ceggia.
Quale intervento è stato fatto per mettere in sicurezza la città? Questa qua la so, visto che abito vicino a lì, ho visto i lavori che hanno alzato gli argini e quindi lo confermo. La risposta è esatta, abbiamo un nuovo campione! Sono il campione! Complimenti, hai vinto questa puntata! Abbiamo conosciuto meglio questo canale Piavon in questo quiz e alla prossima puntata, ciao!